La situazione appare particolarmente critica. Il virus da noi, ma anche in tutta Europa, sta circolando, sta correndo, forte, anche violento. Nell'ultima settimana monitorata, dal 19 al 25 ottobre, il numero di nuovi casi è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente. E infatti l'RT, che come sapete segnala la capacità di trasmissione del virus, è aumentato sino a 1,7. Parliamo di una media nazionale, quindi vuol dire che ci sono alcune regioni che hanno un RT ancora superiore. Per questo abbiamo distinto l'intera penisola in 3 aree: gialla, arancione, rossa, ciascuna con proprie misure restrittive. Tutte le misure che vi riassumerò entreranno in vigore venerdì, a partire da venerdì, perché ho voluto differire la loro entrata in vigore di un giorno per consentire a tutti di disporre di un tempo congruo per organizzare le proprie attività. Partiamo dall'area gialla, con criticità moderata. In quest'area, all'esito dell'ultimo monitoraggio, rientrano le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e di Bolzano. Passiamo all'area arancione, con un livello di criticità che possiamo definire medio-alta. Anche in quest'area rientrano le regioni, anche in quest'area ci sono delle regioni e sono la Puglia e la Sicilia. Anche qui è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo anche qui comprovati motivi di lavoro, necessità, salute. In aggiunta, ecco, vedete, le misure diventano via via più restrittive. Qui è vietato spostarsi in entrata e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. E da un comune all'altro ci si può comunque spostare per usufruire di servizi, di attività non disponibili nel comune di abitazione o di residenza. E anche in questo caso raccomandiamo di evitare spostamenti che non siano necessari nel corso della giornata. Attenzione, in queste regioni chiudiamo anche bar e ristoranti 7 giorni su 7, che possono però operare per l'asporto fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Ancora, a queste regioni si applicano, le regioni arancioni, le seguenti misure previste anche per quelle gialle. Le indico per maggiore chiarezza di chi ci sta seguendo. Giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all'interno dei centri commerciali, sempre ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole. Chiudono anche mostre e musei. Anche qui è prevista la didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per studenti disabili in caso di utilizzo di laboratori. Le lezioni in presenza rimangono per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Le attività didattiche alle università si svolgeranno anche qui necessariamente a distanza, salvo che per le matricole e per attività di laboratorio. E ancora sono sospese tutte le prove preselettive, le prove scritte che si svolgono in presenza per concorsi pubblici e privati e per abilitazioni professionali, con alcune eccezioni come i concorsi, le abilitazioni di medici, operatori sanitari o della protezione civile. E anche qui, per i mezzi di trasporto pubblico, è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico. Anche qui sono sospese le attività riguardanti scommesse, giochi, videogiochi anche nei bar, nelle tabaccherie, e continuano a rimanere chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, mentre rimangono aperti i centri sportivi. E poi ci sono le regioni dell'area rossa con criticità alta. Sulla base dell'ultimo monitoraggio dell'ordinanza appena firmata dal Ministro Speranza vi rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. A queste regioni si applicano misure ancora più restrittive. In questo caso è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e di salute. Quindi va da sé che non ci si può spostare da una regione all'altra né da un comune all'altro. Anche qui chiudono bar e ristoranti,
ma l'asporto è consentito sino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio, chiudono anche i negozi, fatta eccezione per quelli riguardanti generi alimentari, beni di necessità, restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie e tra i servizi della persona restano aperti parrucchieri e barbieri, anche le lavanderie. Negli uffici pubblici si lavora in presenza solo per attività indifferibili, altrimenti si va in smart working. Per la scuola, in questo caso la didattica a distanza è prevista, oltre che per la scuola secondaria di secondo grado, anche per le classi di seconda e terza media. Restano quindi aperte solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, la prima media. Avrete notato che non ci sono regioni ricomprese in aree verdi. La pandemia corre ovunque, quindi non ci sono regioni, territori che possono sottrarsi a questi nuovi regimi di misure restrittive. Il nuovo DPCM, l'ho già anticipato, entrerà in vigore venerdì 6 novembre sino al 3 dicembre. Tutte queste misure entreranno insieme venerdì prossimo. Già questa settimana porteremo in Consiglio dei Ministri, dovremo farcela già domani sera, un nuovo decreto legge che consentirà la pronta erogazione di indennizzi agli operatori economici colpiti da queste nuove misure. È un decreto che si aggiunge a quello appena adottato, lo possiamo chiamare un decreto ristori bis. Anche questa volta punteremo a erogare benefici da accreditare direttamente sugli IBAN, sui conti correnti degli operatori economici direttamente colpiti da queste misure, tramite l'Agenzia delle Entrate, insieme ovviamente ad altre misure di sostegno che pure adotteremo. Ci aspettano ancora mesi lunghi, difficili, rispettando però le regole. Con l'impegno di tutti possiamo raffreddare la curva epidemiologica e recuperare un margine di serenità. È un percorso che dobbiamo compiere tutti insieme, sorreggendoci, sostenendoci gli uni con gli altri. Grazie.